Sempre più siamo in un certo senso un po' come separati in casa, per usare una vecchia immagine. Poi sia il gruppo degli italiani che il gruppo degli stranieri persegue su vie parallele che non si incontrano mai il loro personale destino, la loro personale traiettoria. Cresce la presenza di immigrati sul territorio regionale, raggiunge il 19,4% nella fascia di età 30-44 anni. Nella scuola gli alunni non cittadini italiani sono il 15%, nel mondo del lavoro raggiungono l'11%. Italiani e migranti quindi vivono gli uni accanto agli altri in tutti i settori della quotidianità, ma continuano ad avere vite e traiettorie molto diverse. I migranti più giovani e sempre più ai margini, gli italiani sempre più anziani e meno numerosi. È il quadro che emerge dalla presentazione del dossier statistico Immigrazione 2025 del Centro Studi e Ricerche IDOS per il Friuli Venezia Giulia, illustrato al Centro Balducci di Zugliano. Significativo anche il dato dei 211.000 corregionali emigrati all'estero, quasi il doppio dei residenti di origine straniera in Friuli Venezia Giulia. Secondo Paolo Attanasio dell'IDOS, il paradosso è che alla crescita quantitativa dell'immigrazione non corrisponda una crescita qualitativa del ruolo degli immigrati, anche sulla questione dell'occupazione. La Regione ci dice che nei prossimi anni saranno necessari 100.000 nuovi lavoratori. Abbiamo oltre 7.000 disoccupati stranieri qui a livello regionale e quindi potrebbero almeno con qualche sforzo naturalmente cominciare a coprire quel gap che abbiamo fra domanda e offerta di lavoro, anche perché non saranno certo i 1.200 posti assegnati al Friuli Venezia Giulia, posti lavoratori stranieri assegnati al Friuli Venezia Giulia dall'ultimo decreto flussi, che potranno competere con quel bisogno di 100.000 lavoratori.